Sono saliti a 75 ragazzi in quarantena dopo i casi di coronavirus scoppiati a seguito di due feste private che si sono tenute a Jesolo e Treviso nei giorni scorsi. 16 le positività confermate, altri 8 sono risultati positivi a un primo test antigenico ed ora sono in attesa del tampone molecolare. Tutti giovani e giovanissimi ora sono costantemente monitorati dall'ULS 2. Gli altri 75 li abbiamo messi in quarantena. È chiaro che, se dovremo dopo il sequenziamento fatto dall'istituto zooprofilattico trovare che questi sono, ovviamente portatori della variante Delta, dovremo fare immediatamente il tampone a tutti i 75 e poi tenerli ovviamente in quarantena oltre i 14 giorni. Un'indagine minuziosa per identificare e isolare il prima possibile i vettori. Abbiamo rintracciato tutti i possibili contatti, stiamo esplorando anche i contatti un po' più allargati, che credo tra domani e lunedì dovremmo fare forse un'altra ventina di persone e poi dovremmo aver chiuso il cerchio. L'appello per questa sera con la finale degli europei, ma anche per i prossimi giorni di incontri e vacanze da parte del direttore generale è sempre lo stesso. E la raccomandazione che faccio ai giovani e continuo a farla, a ribadirla, è: attenzione, siete in un luogo chiuso, usate le mascherine oppure state distanti almeno 1 metro, evitate di abbracciarvi perché tra voi potrebbe esserci un positivo asintomatico, il quale dopo passa il virus agli altri. Anche perché è dimostrato ormai, purtroppo, i giovani sono quelli più colpiti, dai 12 ai 20 anni, 22 anni, hanno una numerosità elevatissima, questa legata al fatto che purtroppo il numero di vaccinati tra questi è bassissimo.